le prime anticipazioni dal 12 al 14 aprile. Jeanne e Sanem a letto insieme. Yuma e Jit si incontrano e parlano tra loro. Lui è determinato a non perdere Sanem, ma Yuma gli dice chiaramente che l'amore tra il figlio e la ragazza è veramente grande ed è ora di ammettere che entrambi hanno fatto un grosso errore di valutazione. Jit vive ogni giorno con la paura che Jeanne possa dire a Sanem che è stato lui a bruciare il diario. Durante un tavolo di lavoro si parla pure del partner ideale. JJ afferma che il suo grande amore è Jan. Si scrivono delle liste con le proprie prerogative sulla persona ideale. Apparentemente Sanem pare non essere interessata alla cosa. Lo dichiara apertamente, ma da qui in poi dimostrerà tutto il contrario. Più tardi Emirè si incontra con il fratello e lo rende partecipe che lui e la moglie stanno per entrare nel mercato della musica. Jeanne lo rassicura di essere sempre a disposizione in caso di necessità. Parlano poi di Sanem e dopo chiede al fratello se dopo un anno lo trovi più o meno selvaggio. Emirè rimane sorpreso che al fratello importi cosa pensino gli altri di lui, ma Jeanne gli dice di non prenderlo in giro. Nel contempo, parlando con Leila, Sanem si congratula con lei per la nuova attività legata alla musica. Poi cerca di essere rassicurata sui cambiamenti avvenuti in lei nell'anno trascorso. Non si sente soddisfatta e ritiene di dover rinnovare un po' il suo guardaroba. Jeanne e Sanem sono un po' confusi e temono che il periodo di lontananza abbia cambiato i loro gusti. Leila ha spedito Muso JJ alla drogheria per fare riposare un po' Nihat, ma scoprono che si sta ingozzando di cioccolato. Leila racconta a Sanem dei problemi di salute del padre. Sanem allora va da Nihat e cerca di rassicurarlo, dicendogli che può contare sul suo aiuto. Mentre si trovano davanti alla drogheria, li raggiunge anche Jeanne, che augura buona guarigione a Nihat e si mette a disposizione per qualunque cosa. Non appena Jeanne se ne va, Nihat chiede preoccupata a Sanem se ci sia qualche vicino che le dà fastidio, ma lei nega. Nella stessa giornata, Leila e Mirre hanno incontrato l'ex insegnante di musica della ragazza, Ferit, e Leila ne è stata molto felice, e Mirre dal canto suo non è stato troppo felice dell'accoglienza riservata da Leila al maestro Ferit. Intanto nel giardino della fattoria Sanem indossa abiti sportivi e cerca di apparire come un atleta per soddisfare i criteri espressi da Jeanne sulla sua donna ideale. Afferma che è una scrittrice e che i muscoli sono importanti per saper utilizzare la penna. Entrambi stanno facendo di tutto per soddisfare i criteri sul partner ideale, descritto dall'altro. Infatti poco dopo i due si incontrano in giardino, bellissimi nei loro abiti eleganti, e decidono di raggiungere insieme Leila e Mirre. Nihat va alla fattoria e dopo la passeggiata si ferma con Miriban a casa di Sanem, ma non la trova. Deniz gli dice che l'amica è uscita con Jeanne. Nihat è un po' preoccupato, ma lo rassicurano. Sanem è una ragazza sana di mente che può fare tutto quello che vuole. Jeanne e Sanem incontrano i fratelli in un locale. I due vengono presentati al maestro di musica. Ferit è un ammiratore della scrittrice Sanem Edin. Dopo le presentazioni, infatti, le racconta di aver letto il suo libro in un lampo e le chiede una copia autografata. Durante la serata, Emirè e Leila notano l'alchimia tra Jeanne e Sanem. I due si sfiorano, si guardano, sembrano essere tornati quelli di un tempo e stanno facendo un grande sforzo per essere quello che l'altro desidera. Il maestro Ferit a sorpresa invita Leila sul palco per cantare. Durante l'esibizione Jeanne guarda Sanem che ascolta commossa. Al termine Leila riceve molti complimenti. Poi, seguendo l'ideale di donna espresso da Jeanne, Sanem prende l'iniziativa e lo invita a ballare. I due iniziano a parlare e si dicono che sono i vicini più belli che abbiano mai visto. Poi Sanem fatica a sostenere il suo sguardo e con la scusa del mal di testa si appoggia sul suo petto. Lui sorride, le parla ma non demorde, poi le cede e al termine della musica continuano a ballare guardandosi negli occhi. Leila e Mirre li osservano a lungo da lontano, poi vanno da loro e li riportano alla realtà. I quattro fratelli escono dal locale e vanno a casa Edin, dove si preparano per la notte e vanno a dormire. Ad un certo punto Jeanne va nella stanza di Sanem, le dice di voler andare via dato che non riesce più a dormire negli spazi chiusi. Ma non appena le accenna al fatto che potrebbe dormire lì, Jeanne non se lo fa ripetere 2 volte e si fionda nel suo letto, mentre lei cerca di frapporre un muro con una coperta.
Indomani Jeanne si sveglia con gamba e braccio su di lei e il viso a pochi centimetri dal suo. La guarda, sorride, poi appena nota il suo movimento finge di dormire. Lei si sveglia, lo guarda sorridendo, poi pian piano scivola via da sotto le coperte ed esce dalla stanza. Jeanne riapre gli occhi compiaciuto. Poco dopo Jeanne raggiunge Sanem in cucina, dove lei sta preparando delle uova per colazione, sempre per immedesimarsi nella donna ideale di Jeanne, ma lui le dice che in realtà avrebbe preferito delle uova fritte al burro. Jeanne e Sanem tornano alla fattoria dove si tiene il consueto tavolo di lavoro, oggi tra Jeanne, Sanem ed Irene. Poco distante arriva Igit, al quale è caduto il bastone sotto l'auto. Mentre cerca di recuperarlo giunge anche Yuma, che lo saluta e si avvia al tavolo di lavoro. Giunta lì saluta il figlio e chiama pure Sanem cara, tant'è che la ragazza rimane incredula. Anche Igit li raggiunge perché vuole parlare con Sanem del suo nuovo libro, ma la ragazza intende aspettare perché vuole parlare della questione delle creme con Bulut. Sanem gli dice che per sistemare la questione delle creme ci vuole molto tempo e non riesce a concentrarsi sul libro. Jeanne e Sanem si recano in città per incontrare Jamal, il complice di Igit, autore della prima denuncia. Yuma si aggrega a loro per un passaggio. Mentre sono nell'auto, Yuma pensa che Igit abbia fatto qualcosa alla macchina di Jeanne e vorrebbe che lui la portasse a far vedere, non riuscendo ovviamente a giustificare questa sua necessità. Giunti a destinazione, Jeanne e Sanem parlano con Jamal. Lui dice che non ha problemi con Sanem, devono andare a spiegarsi con colui che ha fatto causa. Jeanne e Sanem se ne vanno, nel mentre Jamal telefona a Igit per avvertirlo. Sanem torna indietro sentendo parte della conversazione, senza però capire chi sia l'interlocutore. Scopre però che le creme sono in un magazzino. Jeanne e Sanem lo trovano, ma mentre Jeanne vorrebbe attendere e parlare con Bulut per capire come agire, Sanem si fionda fuori dall'auto e si intrufola dentro. Lì segue i movimenti degli uomini che vi lavorano dentro e riesce anche a memorizzare la combinazione della cassaforte. Mentre cerca di nascondersi, giunge inaspettatamente Jeanne, che le tappa la bocca e prendendola per mano la porta in una stanza. Intanto parlano tra loro di cambiamenti e scoprono che avevano avuto liste sbagliate sul partner ideale. Concludono comunque che il loro stile è bello se proposto insieme. Arriva anche il momento della tenerezza. Jeanne comincia a toccare i capelli di lei, i loro visi si avvicinano, i loro sguardi si accarezzano, ma mentre si stanno per baciare, una voce dall'esterno purtroppo rompe l'incanto. Poco dopo, Jeanne e Sanem riescono a fuggire da una finestra, recando con loro due campioni della crema lì ritrovata. Si confrontano su da farsi e ribadiscono che stanno interagendo come vicini di casa. Mentre Jeanne prende Sanem che balza fuori dalla finestra, i due vengono interrotti dall'investigatore che telefona a Jeanne, dicendogli di essere in un locale dove si trova anche Igit, che parla con qualcuno. Jeanne si accerta dell'indirizzo e chiede a Sanem di seguirlo, vuole farle vedere qualcosa. I due raggiungono il locale dove Igit sta parlando con Jamal e Sanem rimane esterrefatta, ma Igit cerca di ingannarla fingendo che la stia difendendo. Jeanne chiede a Sanem se è ancora sicura che Igit sia dalla sua parte. Sanem gli dice di farla parlare e mentre lei dice chiaramente a Igit che non vuole che si interessi della sua vita, Jeanne, deluso, esce e si appresta a raggiungere la sua auto. Mentre pensa, Sanem lo raggiunge. Jeanne le chiede perché non voglia fidarsi di lui. Jeanne dice che la sua felicità e i suoi problemi sono anche i suoi. Le chiede cosa vuole che faccia e Sanem risponde che non deve andarsene di nuovo. Allora Jeanne le chiede cosa voglia e Sanem gli risponde con un dolce ma deciso bacio sulla bocca. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!